Conferenza molto tecnica quella tenuta da Legambiente ieri sera presso la sala panoramica di Montegrotto Terme. Ad intervenire Antonino Moravito, responsabile nazionale della fauna e del benessere animale di Legambiente, Barbara Franzetti dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale ISPRA, Renato Semenzato del Parco Colli e Sandro Nicoloso, tecnico faunista di Dream Italia. I cinghiali sono ormai diventati una realtà nazionale particolarmente scomoda, tuttavia per poterli controllare è necessario avere dei dati precisi sul numero, la specie e le zone dove risiedono. Sul Parco Colli affermano che la presenza e il problema dei cinghiali sia stato strumentalizzato da Berlato per fini secondi. Semenzato ha comunque affermato che da parte del Parco Colli c'è l'intenzione di trovare una soluzione al problema riducendo il numero dei capi con chiusini e selezionatori. Tematiche affrontate questa sera che non trovano d'accordo il fronte di Berlato che più che dati e studi chiede soluzioni concrete in fretta. Fisherman Channel News, Montegrotto Terme.